Buongiorno cari amici di Ocompro Siciliano Chef, benvenuti di nuovo a casa mia. Oggi nuovamente una puntata internazionale dedicata alla nostra bellissima isola, la Sicilia. Io sono molto curiosa, voglio sapere come noi veniamo visti all'estero, come veniamo visti dai nostri italo-americani che amano la Sicilia, sponsorizzano la Sicilia e portano gente a visitarla, ma non come turisti, come viaggiatori nel tempo a volte, perché ci sono moltissimi italo-americani, italo-australiani che sono siciliani dentro, e a volte sono anche più siciliani di noi, perché difendono la nostra patria, la nostra bellissima isola, e vogliono scoprire tutto per quanto riguarda il cibo, le tradizioni, le loro origini. E quindi oggi ho il piacere enorme di avere una mia carissima amica qui in cucina insieme a me, che è arrivata dall'America una settimana fa e adesso mi ha dato l'onore di essere qui con me. Io ve la presento, è Ellison Scola di Experience Sicily, e quindi lascio a lei un attimo la parola. Ciao Ellison e benvenuta. Grazie tantissimo Alessia. Grazie a te per aver accettato il mio invito. Sì, no, è un piacere essere qui. Bene, Ellison è venuta qui in veste di studentessa di italiano. Noi ci siamo conosciute via Twitter qualche anno fa e poi una volta che ci siamo conosciute non ci siamo più lasciate. Il nostro primo pranzo è stato qui nella mia cucina. Sì. Lei ha portato una bottiglia di vino, era accompagnata da suo marito, che salutiamo. Sì. Avevano chitarre e tamburello e quindi ci siamo divertiti qui a mangiare, a bere, a cantare e a suonare. Sì. E allora noi rindossiamo le mascherine, così entriamo nel vivo della trasmissione e anche della nostra ricetta. Io farò una chiacchierata con Ellison su come stanno andando le cose nel mondo e come vogliamo ricominciare la nostra vita. E allora Ellison, Sì, presentati, diciamo un po' ai nostri amici di Ocompro Siciliano. Tu di cosa ti occupi e come vedi la Sicilia da parte di un'italo-americana? Guarda Damiano in telecamera, perché tu hai degli occhi meravigliosi e io, nonostante le mascherine, voglio che i nostri amici di Ocompro Siciliano possano vederti. Allora, mi chiamo Alison Scola, sono una tour operator americana, abito a New York e la mia azienda si chiama Experience Sicily, è un invito per americani a venire qui in Sicilia. Sono qui ora per motivi di studiare, questo è importante da dire, perché certo. Studio italiano e poi certo ho tanti amici e Certo. colleghi qui e voglio trovare visitarli, grazie. Bene, sì, tranquilla. Noi siamo felici, io e mio marito, oggi di averti qui ospiti, anche Ocompro Siciliano, perché con Ellison abbiamo fatto anche tante puntate di Io Compro Siciliano nel passato, appunto per far conoscere un po' la Sicilia e le nostre ricette. Oggi io voglio preparare insieme a voi una ricetta tipicamente stagionale e si tratta di un pesto di borragine. Ellison è arrivata e mi ha detto cos'è, perché spesso anche nelle grandi città non è facile trovare questa meravigliosa pianta che ha tantissime proprietà curative, ma è anche deliziosa da usare in cucina in tutte le sue parti. Io ieri l'ho raccolta a casa mia nel mio orto e praticamente oggi l'ho pulita perché è spinosa, se non si tratta bene ci si punge e si fa male, ma si usano tutte le parti di questa meravigliosa pianta. Spesso vediamo nei piatti dei grandi chef questi fiorellini vengono utilizzati per decorare un piatto, però io li ho mangiati spesso proprio così, tutto il gruppo di questi boccioli, anche fritti, li ho assaggiati sui nebrodi degli amici miei ristoratori, li fanno in pastella e poi fritti.
Io adesso invece vado a bollire proprio per qualche minuto le foglie e poi andremo a fare un pesto con altri ingredienti. Quando lavoravo a Catania invece, quando vendevo al mercato di Catania, avevo una bancarella in cui vendevo frutta secca e legumi, alcuni clienti, dato che sapevano che io avevo la casa in campagna, mi chiedevano proprio la borragine da usare in foglie, perché una volta sbollentate le foglie si possono utilizzare come involucri per gli involtini. Quindi all'interno si può mettere un ripieno vegetariano, pangrattato, prezzemolo, insomma un ripieno classico, oppure una bella polpetta. Chiudere dentro, si fa l'involtino e si mettono in forno, oppure con il pomodorino. Quindi sono veramente diciamo delle ricette antiche che vengono un attimo riprese anche nella modernità. A Palazzolo invece, dato che io logicamente ormai sono palazzolese, di adozione spesso viene cucinata come intingolo per fare una salsa da poter preparare le lasagne, perché è una pianta che è molto utilizzata sia da accoppiare con le acciughe di salate oppure con della salsiccia. Ci sono tantissime ricette in Italia anche legate alla salsiccia. E allora Edison, dato che c'è la tua presenza, io vorrei approfittare per spiegare ai nostri amici in America cosa stiamo facendo. Allora, io vado a bollire la verdura in inglese, certo. E allora mi lascio Edison così mi spiegherà la ricetta. Io nel frattempo metto a sbollentare le mie belle foglie di forraggine. Ok, allora tradurrò ora. Vai, vai. Okay, so Alessia is, she has spent much time in Siracusa, but also she had her own kiosk in Catania at the market. She lives now in Palazzo Acquiriere, where she has a farm. And she picked this plant on her property yesterday. The flowers are also edible. So the thing also she had to do yesterday was remove the spines, the thorns from the leaves. Come si chiama questo di nuovo? Borragine. Borragine. This is a plant that I don't know if we have in the United States or in North America, maybe in places like California. It has a similar climate to Sicily. They might have this. So today we are going to make a pesto with these leaves that she is now boiling. And this flour also, you can prepare it in many ways. And one of the ways that she had talked about was that you can, like we do with zucchini flowers, you can fry this. You can bread it and fry it. So it is a similar concept to that. So, sì. Sì, penso proprio di sì. Allora, io e Edison ormai da parecchi anni lavoriamo insieme, collaboriamo. Sì. Io spesso ho organizzato cooking experience per lei, sia a Siracusa che anche a Palazzo La Creide. E anche online, perché Edison è stata bravissima durante questo periodo di lockdown, soprattutto diciamo per gli americani che non siete potuti arrivare qui in Sicilia, ha organizzato delle esperienze online per poter stare in contatto. Io ho partecipato a quella del 13 dicembre di Santa Lucia, preparando la famosa cuccia, le arancine o gli arancini, classico diciamo per quel giorno in Sicilia. Come ci vedono all'estero in questo momento? Se tu vedi la Sicilia con gli occhi di un'americana, come la vedi? Infatti, scusa, è molto similare degli Stati Uniti, nel senso che i ristoranti non sanno che aperti o non aperti e quante persone possono entrare. Dove abito io a New Jersey e New York, sempre con mascherine siamo, e anche nei negozi è necessario avere la distanza e tutto quanto, certo. Esattamente. E poi, ma qui perché è più lontano perché io abito in una zona molto urbana, allora scusa, io mentre controllo certo. la nostra verdura.
la cosa interessante, ieri parlavo con Claudio Romano, sì, perché sono andata il nostro amico Cestano Matto. Sì. Salutiamo Claudio, che ci segue sempre. Bravissimo, sì. Un pranzo e un pomeriggio meraviglioso con lui. Ci siamo parlati che ne pensi, che ne pensano i americani di Italia, di Sicilia in questo momento? Certo. Secondo me, che cosa so, americani sono proprio, vogliono essere italiani. Bene, una volta c'era il sogno americano, che uno andava lì per avere il sogno americano, adesso è il contrario, gli americani vogliono venire qui, e quindi speriamo, questa è una grande notizia, insomma, speriamo che non appena si potrà viaggiare, rivedremo, insomma. Appena è possibile per loro entrare e visitare, saranno sicuramente saranno qui. E questa è una bellissima notizia, perché obiettivamente diciamo che la Sicilia ha cominciato ad espandere il mercato turistico grazie agli americani che sono arrivati e che hanno cominciato a vedere, e proprio grazie agli italo-americani, perché noi con Ellison spesso abbiamo organizzato anche degli heritage tour, perché spesso i siciliani che vivono a New York o che vivono negli Stati Uniti hanno origini siciliane ma non conoscono insomma molto. Noi ultimamente con Damiano abbiamo anche scoperto e abbiamo dovuto dichiarare ad una coppia che era venuta qui e che aveva origini della famiglia di Taormina, che la nonna e il nonno avevano fatto la classica puitina, perché le date del matrimonio, del battesimo non corrispondevano, e quindi insomma dice: ma perché queste date non corrispondono? Perché se ne era aiuto, e quindi le date non corrispondevano, la bambina è nata prima e tutto il resto. Quindi insomma la cosa è andata così. Allora, io ho quasi finito di sbollentare le mie foglie di borragine. Quindi adesso prego Paolo in regia di mandarmi la ricetta. Come vedete è una ricetta semplicissima, come al mio solito, è una ricetta che può essere utilizzata per condire pasta, bruschette, contorni di vari tipi, e quindi adesso alle mie foglie di borragine andrò ad aggiungere dentro il mio mitico mixer che mi accompagna in tutte le mie esperienze di cucina, della frutta secca. Io qui ho sgusciato delle noci, delle mandorle, poi ho del caciocavallo grattugiato, ma ho anche del canestrato, quindi a secondo del vostro sapore, diciamo se vi piace più un sapore forte o un sapore più leggero, potete utilizzare l'uno o l'altro, dell'olio di oliva. Se volete potete aggiungere anche un ciuffetto di prezzemolo, un ciuffetto di finocchietto selvatico, potete aggiungere del pomodoro, insomma poi una volta avuta la ricetta base potete utilizzarla un po' in tutti i modi. Io vi consiglio anche di conservare l'acqua dove viene bollita la borragine, perché soprattutto se andiamo a cucinare un pesto per poter utilizzare le nostre foglie di borragine sia intere, così per fare un involtino o appunto un pesto per condire i nostri piatti, l'acqua di cottura sarà molto utile anche per fare una besciamella, per fare per bollire la pasta, quindi insaporire anche i nostri piatti, perché appunto la borragine ha moltissime qualità organolettiche, quindi vedi che profumo bellissimo che fa. La nostra borragine, che in questo momento è molto calda, quindi utilizziamo un piatto per cercare di togliere un po' di acqua da questa verdura, ma come vedete è una verdura che ha molte fibre e quindi diciamo non assorbe neanche tanta acqua, quindi andiamo a strizzare l'acqua che rimane all'interno delle foglie, quindi potete utilizzare questo classico metodo. E poi una volta strizzata la possiamo spostare nel nostro mixer per fare il nostro pesto.
È una ricetta quindi che tu non conoscevi? No, infatti, allora, pensavo che in Stati Uniti abbiamo kale o anche collard greens e possiamo fare un pesto come questo. Un pesto. Ci sono tipi di cavole. Sì, ma diciamo che i pesti o questo tipo di lavorazione può essere fatto un po' con verdure appunto diverse, anche il finocchietto selvatico diciamo può essere utilizzato in questo modo per poter preparare un finocchietto e anche un pezzo di finocchietto nel nostro marketplace ne trovate anche di buonissimi già pronti, ma vi consiglio anche di provarli a fare a casa perché diciamo che a volte preparare un piatto a casa è così semplice, sembra una cosa veramente semplice, però puoi dare un buon sapore ad una semplice verdura selvatica, non è facile e quindi possiamo optare invece per farlo o per comprarlo già pronto. E allora noi cosa facciamo adesso? Quindi con questa verdura che è ancora abbastanza calda, la tagliamo a pezzettini, così, in modo tale sì, si può fare anche, diciamo, gli spinaci sono abbastanza teneri, quindi io preferisco quasi sempre metterli in padella direttamente e mai bollirli, altrimenti perdono proprio veramente tutte le proprietà. Questa è anche buona da mangiare così, con un po' di olio, sale, limone, si può utilizzare benissimo anche come un contorno tranquillamente. Quindi spostiamo un po' di verdura nel nostro mixer e cominciamo a preparare il pesto. Io ho portato anche un bel pane di casa che io spiego sempre con Ellison e i nostri amici americani perché spesso trovandolo nei mercati non c'è scritto pane di casa ma pane di casa con la R al posto della D perché appunto è detto in siciliano perché la D in siciliano si trasforma in R, quindi pane di casa. Questo perché è un pane che viene fatto una volta a settimana con il lievito madre e nel forno a legna, quindi ha già un profumo che la dice tutta e poi può essere conservato anche per una settimana ed essere consumato per lungo tempo. Quindi ho portato già questo in modo tale che poi noi dopo assaggiamo il pesto con una bella fettina di pane di casa. E allora, quindi abbiamo inserito nel mixer le nostre foglie di borragine. Andiamo adesso ad arricchire un po' con dei grilli di noce, con delle mandorle, questo darà croccantezza al nostro piatto, con del parmigiano o con del caciocavallo, io in questo caso sto usando del ragusano grattugiato, ma se vi piace, vi ripeto, dare un po' più di sapore, possiamo anche andare ad aggiungere un po' di canestrato. Se vi piace possiamo aggiungere anche delle foglioline di prezzemolo, che in queste salse verdi diciamo non guastano mai, e anche un ciuffetto di finocchietto selvatico. Io non ne sto mettendo tanto perché per aggiungerlo diciamo nel pesto dovevo bollirlo, però siccome a me piace anche crudo quindi lo sto aggiungendo. Se non avete quello fresco potete usare i semini. E allora andiamo a mettere tutto nel nostro mixer, aggiungiamo un po' d'olio e poi solo alla fine io andrò ad aggiungere il sale. Questo perché a volte il formaggio che noi andiamo ad utilizzare può essere più o meno salato e allora è meglio il sale aggiungerlo sempre un po' alla fine per vedere un po' il sapore. Senti Ellison, allora i tuoi programmi per i prossimi viaggi, cosa ti stai inventando? Sì, speriamo che quest'anno possiamo essere qui a settembre e anche a ottobre. Sì, speriamo. Sì, a settembre una settimana di cucina e vino. Sì. E poi ad ottobre un tour di Sicilia, inizia a Taormina e poi anche andiamo alla Zefferana Etnea per sì, una festa. Certo, speriamo, sì. Festa.
e poi, di ottobre. Sì, e poi facciamo un giro e finisciamo a Castellamare del Golfo. Che bellissimo, finiamo. Bellissimo. Sì. Ah, guarda, diciamo che ne abbiamo viste delle belle, tu con il mio inglese e io con il tuo italiano, e quindi siamo, diciamo, compagni di studi di lingue. Sì. Allora, io sto finendo di mixare il nostro pesto. Wow, bellissimo. Diventa di un bellissimo colore, molto simile al pesto di basilico, e come il pesto di basilico io non amo diciamo frullarlo molto finemente. Questo perché se io lo frullo molto finemente poi non andrò ad assaporare tutti i sapori che ho aggiunto nel nostro pesto. Quindi lo andiamo a trasferire in un piccolo contenitore in modo da poter vedere, vedi qui le mandorle, le noci. Ho dimenticato di dirvi al solito, se le noci non vi piacciono con la pellicina, avete due strade per togliere questa pellicina che ricopre il frutto, o andare a tostare qualche minuto le nostre noci, quindi andiamo a proprio bruciacchiare la pellicina, così poi verrà via molto velocemente, o dobbiamo tenerle prima in acqua per 10 minuti e poi sbollentarle. In questo modo la pellicina andrà via. Però se utilizzate delle noci locali, certo adesso lei è degli Stati Uniti, quindi io non posso parlare male delle noci della California, però se voi utilizzate delle noci locali, se siete in California utilizzerete quelle locali lì e non comprerete quelle che vengono importate, ma qui diciamo le noci sono dolcissime, non hanno un retrogusto molto amaro e forte, quindi si possono utilizzare. Io sono sempre per i prodotti locali perché sono sempre quelli più buoni. Anche negli Stati Uniti secondo me ci sono dei prodotti buonissimi, però se vengono acquistati in modo locale, se io compro un pomodoro che viene dalla Sicilia non sarà mai buono come quello che ti mangi in Sicilia, è impossibile. E allora noi andiamo adesso ad assaggiare un po' questo pesto che abbiamo preparato per vedere se il sale è sufficiente, quello del formaggio, o serve altro. Allora, per me va bene così, però siccome lei viene da New York e mangia un po' più salato, e allora devo far assaggiare lei, perché i newyorkesi mangiano salati in una maniera pazzesca e quindi preferisco far assaggiare anche a lei questo. Aggiungiamo un po' di sale? Penso di sì. Penso di sì. Non avevo dubbi, io proprio non avevo assolutamente dubbi su questa tua affermazione, e quindi vado a preparare 2 fettine di pane, vado ad aggiungere un pizzico di sale, per me, perché io conosco i miei polli. D'altronde Ellison è 18 anni che faccio l'insegnante di cucina e che faccio la personal chef, quindi qualcosa dei nostri amici americani ne saprò anche io. E andiamo a comporre le nostre bruschette in modo abbondante, tipico siciliano. Ovviamente se a voi non piace un pesto così importante dal punto di vista delle fibre, potete andare a frullarlo qualche minuto in più, e poi potete anche conservarlo in barattolo, e lo mettete in barattolo, lo ricoprite d'olio di oliva e poi lo mettete in frigo e lo conservate per qualche giorno. Andiamo a guarnire con dei fiorellini di borragine, che sono sempre belli da vedere e buoni da mangiare.
e andiamo a finire, perché io sono una golosona e quindi non so rinunciare alla mia grattatina di formaggio, che secondo me non guasta mai, e il nostro piatto di bruschette con pesto di forraggine è terminato. Alison, per me è stato veramente un grande onore oggi averti nella mia cucina, sono felicissima della tua compagnia e spero che diciamo, ti auguro ogni fortuna, che possiamo ricominciare a collaborare insieme, che possiamo ricominciare a viaggiare e a divertirci insieme. Teniamo duro, l'amicizia è una cosa bellissima e quindi se ci sono gli affetti che ci tengono vicini, anche se saremo ancora per qualche mese o per un anno a distanza, riusciremo a mantenerci stretti e vicini in connessione. Sì, sì. Amici di Ocompro Siciliano Chef, noi abbiamo finito per oggi. Grazie ancora ad Alison Scola di Experience Sicily. Un bacio a tutti voi, sia in Italia che negli Stati Uniti e in tutto il resto del mondo. Felice weekend, ciao! Ciao!